La visita del Papa, non solo Cagliari, si prepara ad accogliere il pontefice. Nella sua città in Argentina, Buenos Aires, gli emigrati sardi organizzeranno domenica una manifestazione per celebrare virtualmente anche in Argentina la giornata storica. Ce ne parla Paolo Mastino. I sardi che vivono in Argentina sono sicuri il 22 settembre sarà una data storica anche per loro che hanno scelto il paese di Papa Francesco. A Buenos Aires il circolo Sardi Uniti conta oltre 2000 iscritti e per domenica è stata organizzata una grande manifestazione che si svolgerà parallelamente a quella di Cagliari. I sardi siamo orgogliosi di avere questa manifestazione in Cagliari qui, con questa immacolata cerimonia dove due città si sono gemellati con la fede, con la storia e adesso con la cultura. Sarà una festa, questo comincerà alle 11 mattina con una processione dal Circolo Sardi Uniti verso la Basilica, dopo c'è una cerimonia dentro la Basilica con il testimonio di preti proprio che amministrano la cattedrale. Il Circolo dei Sardi non è lontano dalla bella chiesa gotica di Bonaria, al centro di Buenos Aires. Ecco perché dopo la messa ci sarà un pranzo al quale parteciperanno centinaia di persone. Sulla pagina Facebook del Circolo Sardi Uniti, dalla Sardegna, chiunque potrà postare le foto, anche quelle fatte col telefonino, della visita del Santo Padre, così come dall'Argentina verranno pubblicati gli scatti delle cerimonie di Buenos Aires. Un legame che non si è mai spezzato, quello tra l'isola e il paese sudamericano, e gli emigrati sardi sono in continuo aumento. Sono ragazzi giovani che stanno lavorando a Buenos Aires in differenti mestieri, cucina, industria, eccetera, eccetera, eccetera. Un saluto grandissimo a tutti i cagliaritani, a tutti i sardi. Questa è una data storica, non solo per i sardi credo, è una data storica anche per l'Argentina.